Ma chi te lo fa fare venire a 19 anni la domenica mattina in mezzo ai monti del Fadalto? Ma la passione per il territorio e l'essere d'aiuto alla popolazione. E questo è il messaggio che i giovani volontari hanno voluto lanciare ai loro coetanei dal Fadalto. Dare un po' del proprio tempo al servizio della comunità partendo dalla formazione per poi essere in grado di aiutare effettivamente in caso di disastri o calamità. Che nel caso dell'esercitazione di oggi ipotizzava un vasto incendio a ridosso dell'autostrada in una zona impervia da raggiungere a piedi dopo aver allestito un campo base con il carico d'acqua da parte di autobotti ed elicotteri. Abbiamo simulato che il primo incendio era qui, per cui sono state partite prima 3 macchine per fare una condotta per spegnere questo incendio. Successivamente abbiamo simulato un secondo fronte fuoco, come succede spesso negli interventi veri e propri, e abbiamo attivato l'associazione di Miane. Da Miane è uscito un altro fronte fuoco praticamente e abbiamo attivato anche le associazioni di Revine Lago e Maserata. Oltre una cinquantina i volontari coinvolti in questa simulazione dove comunque manichette e raccordi sono stati stesi e l'acqua è stata portata in alto dove i più esperti hanno insegnato ai giovani le giuste manovre di spegnimento. Fa movimento, ti spostate. Giù i veterani, oltre ad insegnare, raccontavano alle nuove leve le soddisfazioni del volontariato di protezione civile. Abbiamo fatto quest'anno in Sicilia che ci siamo dati veramente da fare, è stato parecchio impegnativo, comunque è stata una bellissima esperienza. Volontariato organizzato dalla regione che gestisce un vero e proprio esercito di pace. Quasi 1000 volontari della protezione civile specializzati nella lotta agli incendi boschivi. Questa mattina si è appunto sperimentato un intervento in uno scenario particolarmente complesso che ha dimostrato l'efficacia del sistema. Vorrei ricordare che nel solo mese di marzo di quest'anno i volontari dell'antincendio boschivo della Regione Veneto sono stati impegnati in ben 49 incendi in tutto il Veneto. Osservatori, ma solo per l'occasione, anche una delegazione di veronesi dai Monti Lessini. Siamo venuti oggi per integrare le nostre abilità di conoscenza sull'antincendio, per lavorare nelle prossime emergenze. Ma non è un mestiere da uomini, no? Assolutamente no. Però il fuoco fa paura. No, bisogna sapere ed essere a conoscenza di quelle che sono le protezioni. Non è facile, però è bello. Un sorriso e un messaggio per arruolare sempre più giovani nella protezione civile del Veneto. Ma a 27 anni, una domenica mattina, non è meglio che vadano in giro con le amiche a fare shopping? Assolutamente no. Cos'è che spinge? La passione, le soddisfazioni personali che si ricavano anche solo dal sorriso di qualcuno che aiuti.